un benvenuto allo studio del venerdì che ci indirizza a riflettere sulla lettera di Paolo ai Romani. Questo è il periodo degli alberi da frutto, che mostrano tutta la loro bellezza, la bellezza dei loro frutti, le ciliegie, le prime albicocche che incominciano a colorarsi, perfino il grano incomincia a colorarsi di giallo. Si avvicina la mietitura, la natura stessa ci mostra con questa varietà di frutti che portano la vita e che nutrono la vita. Il frutto è sempre il risultato di un lavoro che per le piante attraversa varie fasi. Prima un fermo vegetativo, il periodo dell'inverno, poi la fioritura e se la stagione primaverile è quella adeguata, quei fiori si trasformeranno nella loro stagione in frutti. Lo stesso è per chi crede in Dio. Quali frutti porta la giustificazione? Cosa accade all'atto della conversione? Vogliamo rileggere Romani 5, versetti da 1 e 2, poi pregheremo. Romani capitolo 5, versetti 1 e 2, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Vogliamo pregare. Signore, che grandi benedizioni troviamo nella giustificazione. Ti adoriamo questa sera per Gesù che ci ha resi liberi, non solo, ma ci ha offerto una pace nuova, una pace diversa, nella quale e con la quale possiamo essere sereni e vivere le nostre relazioni in un modo diverso e rinnovato. Questa sera che sia la tua parola ancora una volta a parlare, a indirizzare le nostre vite ad un cammino fedele con te, Signore, a un cammino nel quale possiamo onorarti con le nostre vite. Grazie, Signore, per come ti riveli a noi, grazie per l'opera del tuo Spirito, grazie perché questa sera possiamo essere riuniti in varie forme, in presenza per alcuni e per altri sul canale di YouTube, pertanto ti siamo riconoscenti per queste connessioni che ci consentono di essere insieme agli altri e per gli altri nella tua parola. Ti benediciamo nel nome del Signore Gesù. Amen. La pace è uno dei primi effetti della giustificazione. Si prende coscienza che Cristo ha fatto qualcosa che ci riconcilia a Dio. La pace è assenza di conflitti, la pace è armonia, ascolto reciproco, favorisce la convivenza, indirizza ad una visione comune. Ora questi frutti vengono ulteriormente mostrati nella vita di coloro che credono e che sono giustificati. È come entrare in un frutteto e individuare varie piante, ognuna di esse fa vedere e mostra il proprio frutto. Immagino che Paolo stia mostrando altri alberi da frutto e così al capitolo successivo, al capitolo 6, ci lascia vedere ed osservare altro come conseguenza della giustificazione. Rileggiamo il versetto 22 del capitolo 6. Ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. La santità, ecco un altro frutto, il secondo frutto, messi a parte per uno scopo nobile. Il frutto è visibile, disponibile. Paolo dirà: avete per frutto la vostra santificazione. Chi entra in quel frutteto? Mi sono chiesto, lo noterà? Lo noterà attraverso le nostre vite? Chi si avvicina a noi, anime e vite giustificate da Dio, troverà prima la pace e poi la santità?
le nostre vite possono e devono mostrarsi agli altri. In una società esteta e che nei social ci spinge sempre di più a presentare la parte più bella di noi, anche con un po' di fotoritocco, ecco che Paolo ci dice di lasciar vedere chi siamo veramente in Cristo, piuttosto quello che vogliamo che gli altri vedano di noi. Pace, abbiamo visto capitolo 5, santità, capitolo 6, ma non solo, anche libertà. Questa sera parleremo di libertà. Aggiungeremo al frutteto un'altra immagine, lo possiamo chiamare l'albero della libertà. Non riesco ad immaginare un albero che rappresenti la libertà, ma la storia ci insegna qualcosa in merito. In Italia e in altre nazioni come la Francia esistono alberi che sono chiamati alberi della libertà. Per esempio, in Francia è il pioppo, perché la parola significa qualcosa che ha a che fare con il popolo. In Italia sono gli olmi e i platani, noi li abbiamo in Viale Palmanova soprattutto. Perché sono definiti alberi della libertà? Per delle ragioni storiche e politiche, ma ogni albero ha alcune caratteristiche comuni. Rimangono fissi nei loro luoghi, si innalzano con la loro crescita mostrando la bellezza del loro fogliame, resistono alle intemperie, le loro radici trattengono il terreno da smottamenti, proteggono e accolgono altri esseri umani o anche animali. Il cinguettio degli uccelli parte sempre da qualche albero. Insomma, non passano inosservati per la loro bellezza e la loro funzione. Paolo ci mostra la bellezza e la funzione di coloro che sono liberi. Liberi sono coloro che credono in Cristo, dichiarati da Dio suoi figli attraverso il ministero della riconciliazione che Cristo ha attivato alla croce. Liberi come un albero per non essere più schiavi della legge. Liberi e non più schiavi del peccato. Il peccato non è più il padrone della nostra vita, che domina la nostra vita, ma liberi sotto la grazia di Dio. La legge non ci fa più paura perché non ci giustifica, anzi ci accusa senza Cristo, ma con Cristo siamo liberi di osservarla per la nostra santificazione. La libertà è di benedizioni per noi e per coloro che possono trovare riparo nelle nostre vite, come l'albero della libertà che si erige offrendo frescura e riparo. Leggiamo i primi 6 versetti del capitolo 7 di Romani. Romani 7, i primi 6 versetti. Parte con una domanda. O ignorate forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive? Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive, ma se il marito muore è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge, per cui non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminosi risvegliate dalla legge agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto alla morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello Spirito e non in quello vecchio della lettera. Cosa osserviamo? Paolo pone una domanda. La legge quale ruolo ha? Essa ha il potere sull'uomo per tutto il tempo che vive. Gli ebrei, oltre ai 10 comandamenti che conosciamo,
anche noi avevano inserito migliaia di altre leggi trasmesse di generazione in generazioni, leggi orali, alle quali tutti si dovevano attenere per essere salvati. E per spiegarlo usa l'istituzione del matrimonio, che nella legge ratifica l'unione tra i due, come anche stabilisce la stessa legge la cessazione di quel vincolo coniugale con la morte di uno dei due che avrà libertà di risposarsi. Non ci sono più divieti morali e legali per non risposarsi. E nella circostanza Paolo non sta trattando il tema del divorzio, ma quanto l'effetto che la legge ha nel legame e come venendo meno uno dei due cessi anche quel legame dagli effetti morali e legali. Allora, la legge che ruolo ha? Se il tema di questa sera è la libertà, cosa ci vuole dire Paolo intorno alla legge? Che significa essere degli alberi spirituali liberi? Paolo sottolinea che la nostra morte con Cristo ha conseguenze importanti per quanto riguarda non solo il nostro status, ma anche al vincolo che abbiamo nei riguardi della legge. Versetto 4. Così, dirà Paolo, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Che significa essere stati messi a morte? Questo passaggio chiarisce che significa credere. A volte credere sembra una mera conoscenza intellettuale, quando invece credere che Cristo sia morto per i nostri peccati e quella morte era la nostra. Nella sua morte sono morto anch'io. Sei morto anche tu se credi, e il credere ti offre libertà. Sono morto con Cristo. Significa che prendiamo consapevolezza della sua sostituzione e così la legge non ci condanna perché Cristo l'ha adempiuta per noi. Il frutto è il risultato di una morte che ci rende liberi di servire Dio. È un cambio di padrone. Mentre il primo ci offriva le sue catene, Dio ci offre libertà come lo era in un giardino e come lo sarà in una santa città. Non è forse Gesù che ha detto ai suoi: vado a prepararvi un luogo? È Dio che progetta la salvezza e la realizza nella morte e resurrezione del Figlio, anzi dell'unigenito Figlio. Fu attraverso il corpo di Cristo crocifisso che il nostro debito verso la legge fu completamente saldato, pagato e scusso. Per questa ragione Paolo dice di appartenere a un altro. Lo stesso Dio che risuscita il Figlio dai morti è colui che ti lega a sé. Ma non è meraviglioso? Quando un uomo libero viene raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, quando un uomo libero viene ammanettato, vive un'esperienza terribile e umiliante. La perdita della libertà individuale diventa di dominio pubblico. La vergogna, la presa di coscienza che il proprio status di uomo o donna libero è cambiato. E quando al contrario un uomo viene reso libero da quelle manette, dalle sbarre del carcere, perché nel nostro caso qualcuno ha pagato per la nostra condanna, allora la libertà riappropriata nella grazia, nel dono di Cristo, non solo si è liberi, ma apparteniamo a chi ha saldato il conto, apparteniamo a Dio stesso. La libertà, come la sua perdita, diventa nuovamente di dominio pubblico e chi entra nel frutteto, così lo abbiamo immaginato, la intravede in coloro che sono giustificati. Pace, capitolo 5, santità, capitolo 6, libertà, capitolo 7. Ecco i punti cardinali
di questi 3 capitoli. Versetto 5. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose, risvegliate dalla legge, agivano, dirà Paolo, nelle nostre membra, allo scopo di portare frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello Spirito e non in quello vecchio della lettera. Sciolti dai legami della legge perché liberi in Cristo. Paolo stesso è profondamente coinvolto. Le sue emozioni sono a 1000, si direbbe nel nostro linguaggio moderno. I sentimenti si esprimono anche nelle varie forme. La gioia contrapposta alla tristezza, lacrime vengono contrapposte alla gratitudine. Allora è la dottrina della grazia che arriva al peccatore, provoca una consapevolezza del peccato, di chi eravamo senza conoscere Dio, come anche ci coinvolge in un'immensa gioia, gratitudine per aver assaporato il perdono di Dio in Gesù Cristo, quindi liberi di appartenere. Si serve il nuovo regime, come dirà Paolo in questo versetto, dello Spirito. Ha mai provato questa esperienza di entrare nel regime dello Spirito? Paolo non è un idealista, anzi, nei prossimi versetti ci lascerà vedere anche come il peccato esercita ancora una notevole padronanza, possiamo dire, influenza, ma si scorgono cambiamenti nella sua vita, come anche nella nostra, la pace, la santità, la libertà nel combattimento. Ecco, noi siamo liberi di combattere, siamo liberi di reagire, liberi di cambiare, prima non potevamo farlo. Quale profezia si sta realizzando nella vita di Paolo e nella nostra? Questa è una promessa. Quale profezia sta muovendo i sentimenti di gratitudine e una presa di coscienza della natura peccaminosa che Paolo ha ereditato insieme a noi in Adamo? Dovremmo leggere Geremia, capitolo 31. Geremia, capitolo 31. Ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele, con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano, per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono. Sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore, ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Che cos'è la novità di spirito? Che cos'è la novità, questa novità che nello spirito abbiamo vita? È il nuovo che è posto sopra il vecchio. La schiavitù si trasforma in libertà. La morte si trasforma nella vita, nonostante il nostro corpo va verso la morte, ma anche quello andrà verso la resurrezione. La novità dello Spirito è una novità di vita nella quale l'anima rinasce a Dio mentre attende che accada anche per il corpo. Una delle principali differenze tra la legge del Sinai e la nuova alleanza in Cristo Gesù è che lo Spirito ci consente di amare la legge, di osservarla, di riconoscerla buona per la nostra vita, perché Dio l'ha posta nel nostro cuore, anzi l'ha scritta, così siamo sicuri che rimane scritta.
non si può cancellare. Ora vogliamo esaminare la seconda parte del testo. È una dichiarazione di guerra e questa volta è una guerra interiore, una dichiarazione di guerra al peccato. La grazia ci libera dall'osservanza della legge ai fini della salvezza o giustificazione, ma la legge, e questo deve essere chiaro, rimane come un cartello indicatore nel come comportarci essendo liberi. Quindi siamo liberi, sì, ma la legge ci dà ancora indicazioni, liberi in Cristo, di osservarla per la nostra santificazione. Leggeremo dai versetti 7 al 13. Un'altra ulteriore domanda. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? Vedete Paolo adesso dove vuole portarci. La legge è peccato? No, di certo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte, perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo. E invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. A cosa serve la legge? In questo caso è riferito ai 10 comandamenti, a dare una misura, un'unità di misura ai nostri desideri, a dare un peso ai nostri desideri e vederli come se fossero messi sotto la lente di ingrandimento. Ha mai avuto tra le mani una lente di ingrandimento? Anche le cose che non si vedevano diventano dei mostri, no? Perfino il granello di polvere diventa chissà che cosa. Per natura, direi, senza Cristo siamo più indirizzati a vedere i peccati degli altri che quelli propri. In certe circostanze si è così ciechi che pur commettendo lo stesso peccato che la legge elenca, lo vediamo infatti consumato solo nella vita degli altri. Infatti Paolo, per evitare di fare la predica agli altri, cosa fa? Parla di questa triste realtà legata alla sua vita, porta la sua esperienza sotto la lente di ingrandimento. E guardate che ci vuole coraggio per mettere la propria vita sotto la legge di ingrandimento. Non so cosa si vedrebbe solo del nostro viso, i puntini neri, qualche peletto. Paolo lo fa. Ha un'onestà intellettuale che veramente diventa un esempio per noi di trasparenza e franchezza. Leggeremo i versetti 10 e 11, però alcune cose le dirò anche dei versetti precedenti, quindi non serve che la regia li pubblica, ma i 10 e 11 lo leggeremo integralmente. Al versetto 6 lui dirà: io non avrei conosciuto peccato se non per mezzo della legge, non avrei conosciuto la concupiscenza. Versetto 8: ma il peccato produsse in me ogni concupiscenza. Versetto 9: un tempo io vivevo senza legge. Adesso leggiamo insieme versetti 10 e 11. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte, perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Si scrive ciò che si sperimenta. Il Saulo da Tarso si racconta, in un certo senso dà la sua testimonianza, e ci vuole.
Le nostre testimonianze sono necessarie perché diamo agli altri un'immagine vera di noi stessi. Siamo noi i primi ad aver avuto bisogno del perdono di Cristo. Come possiamo annunciarlo agli altri? Ma gli altri sono migliori di noi? Si parte sempre da noi stessi e Paolo ha una chiave per parlare alle persone destinatarie di questa lettera. La vita passata ora è denunciata alla luce di quella legge che lo aveva trasformato in un legalista. La legge che è santa, buona e giusta, come descritta al versetto 13, lo condannava come un fariseo ipocrita. Non c'era nulla di sbagliato nella legge, quanto invece nella sua vita. Saulo era il problema e quel giorno sulla via di Damasco la parola di Dio trafisse la sua vita, trafisse i suoi desideri. Il 10° comandamento fece crollare tutto il suo zelo per la legge stessa, che in quel giorno lo condannava a morte. L'ipocrisia e il legalismo sono condannati. Si va nella direzione di coloro che amano quella legge e la adempiono. Sapete perché? Perché Cristo l'ha adempiuta per noi, ai fini della nostra giustificazione, ma a noi la responsabilità di osservarla per la nostra santificazione. È lo Spirito che scrive sul nostro cuore nuove coordinate per questo cammino. Lo ripeto ancora, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio. Questa è una dichiarazione di alleanza. Essa ci informa e ci indirizza a cambiare direzione. Essa mette in mostra i nostri peccati e la direzione del cuore. Ci insegna a guardare per la prima volta con pura coscienza dentro noi stessi e a gestire quella che lui chiama carne, l'uomo esteriore, il corpo stesso. Chi avrebbe potuto osservare il 10° comandamento? Non desiderare, non concupire. Il 10° comandamento colpisce direttamente la radice stessa del peccato, intercetta il cuore dell'uomo e lo riconosce malvagio. Spesso ci focalizziamo sui comandamenti più importanti, ma è proprio il 10° che scopre un po' la pentola e purtroppo dentro questa pentola non c'è un bel ragù, c'è tutt'altra roba. Eppure quel comandamento ha infiammato desideri di ogni genere. Fino a quando non otteniamo quell'oggetto, quella persona, come è capitata anche a Davide, non si ha pace. Adamo ed Eva desiderarono il frutto. I fratelli di Giuseppe bramavano la sua posizione di privilegio. Anania e Saffira bramavano il prestigio. Simon Mago voleva ricevere lo Spirito per i suoi scopi, ma c'è una lista infinita. Pertanto lo scopo della legge è portare il peccato alla luce e farlo vedere per quello che è. Anzi, la legge amplifica il peccato, perché nel momento in cui abbiamo un divieto, questo lo spieghiamo anche ai nostri figli, quando diciamo ai nostri figli non farlo, cosa fanno? Lo fanno, ma perché siamo così fatti. Questa è la nostra natura. Saremo istintivamente portati a trasgredirlo. Proverbi 9:17. Le acque rubate, come sono? Sono dolci. E il pane mangiato di nascosto com'è? È buono, delizioso. Ma non è vero che le acque rubate sono dolci e che il pane rubato sia più saporito, ma questa è la percezione alla quale il desiderio, la bramosia ci indirizza. Versetto 9. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento il peccato prese vita e io morii. E io morii. Per la prima volta Paolo poteva dire e io morii. È il versetto della resa, è il versetto della conversione. Paolo si arrende all'evidenza dei fatti.
una persona fiera di sé, soddisfatta moralmente e spiritualmente, sulla via di Damasco, prese coscienza che ciò che lo rendeva sicuro e senza peccato, quella legge per la prima volta, toccava le parti più profonde e intime della sua vita. Quella legge mirava a fargli vedere il suo peccato per la prima volta, quella che per lui era la vita. Anzi, erano gli strumenti giuridici per far imprigionare i cristiani. Ora lo ponevano in uno stato di accusa, perché i suoi pensieri, i suoi desideri erano protesi a fare del male e non il bene. Versetto 10. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. La legge è necessaria per farci vedere quello che il peccato ha prodotto e nelle sessioni precedenti lo abbiamo nominato come quell'intruso che si è intrufolato nel giardino. Un intruso che produce la morte e che infiamma i desideri, che allontana da una relazione con Dio. Ora la legge dà un peso al peccato. Paolo ci dice che lo infiamma, perché identifica nel divieto, non solo lo classifica, quando infiamma le nostre passioni, ma lo scopo è sempre indirizzato ad una resa e aiutarci a trovare una via d'uscita, andando a Cristo che l'ha adempiuta per noi. Quando parliamo di Cristo e della sua salvezza, possiamo apprezzare la verità della bontà del progetto, proprio nelle modalità nelle quali trasforma la nostra vita e soprattutto come la verità della sua opera ci pone nella libertà di trovarci in una nuova condizione giuridica ed esistenziale. Questa sessione dai capitoli 5 ai capitoli 8 sono come un ponte che ci lascia vedere tanti aspetti della giustificazione. Come finisce questo percorso, possiamo dire, della grazia? Finisce con il versetto 1 del capitolo 8. Qual è? Lo diciamo tutti insieme. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Così finisce. Non c'è altro da dire. Cosa admira la giustificazione? Non è solo una buona notizia per chi crede come se avesse un solo beneficio, ma essa è la scommessa di Dio per un nuovo mondo in cui il popolo di Dio è vincitore e protagonista, grazie all'amore di Dio che è in Gesù Cristo. Allora, facciamo un punto della situazione in poche parole. La giustificazione ha prodotto la pace e lo sappiamo dal capitolo 5, ma siamo ancora in continui conflitti. Non è così? La giustificazione ha prodotto la santità, ma siamo continuamente coinvolti nel peccato che facilmente si insinua nelle nostre vite. La giustificazione ha prodotto libertà, ma facilmente ci troviamo nelle catene. E allora cosa dobbiamo fare? Lo scopriremo la prossima volta. Così dovete venire il prossimo venerdì. Lo scopriremo la prossima volta nel momento in cui tratteremo un combattimento nel quale Paolo è coinvolto e nel quale si vede anche la vittoria, ma questo sarà condiviso la prossima volta. Che Dio vi benedica e una buona serata.